Salut a tutti, felici di ritrovare per una settimana nuova di Campa Qui. Abbiamo scelto settimana gustera. Ci abbiamo in paese di Volpaiola, una prima tappa per parlare cultura, ma parlare di soggio artelogo, con direttore artistico di Patrick Vignoli. RCFM e Campacui. Alors, qui siamo in San Sigiario, di un luogo forse più bello di un paese, di una cappella che è vecchia perché è stata fatta al XX secolo e c'è stato un lavoro che è stato fatto a questa cappella da Masel Moracchini e lei dice che la fondazione sarebbe ancora più bella che quella. E poi siamo qui perché è un luogo di storia, un luogo di patrimonio, un luogo di tradizione e poi è di nuovo un luogo di ricordi zitellini. Allora, Artelogo è uno spazio culturale, abbiamo fatto questo spazio qui perché ci siamo visti che la gente di Oroglione erano fuori di tutta l'offerta culturale e noi abbiamo voluto da questa gente arte e cultura in paese stesso, ma mica solo in paese, tutto Oroglione in noi. Allora, abbiamo fatto un'epoca di programmazione, di teatro, di canti, di musica. Abbiamo fatto un festival che si chiama Da Camino a Vine d'Aosto, in giro a San Cesario. E in questo festival abbiamo fatto scontri letterari, abbiamo fatto conferenze, abbiamo fatto concerti, abbiamo fatto spaziate in 3 giorni, a un mese d'agosto. Abbiamo fatto scopo perché non abbiamo mica struttura che è adattata a spargere dell'arte e della cultura, allora abbiamo fatto la scelta dell'itineranza. L'itineranza cosa vuole dire? Vuole dire che di andare tutti i scorni di un paese, di metterli in valore e di va nei luoghi d'arte e di cultura. E questa itineranza qui abbiamo in tutto Urione, in tutta Agustera, con altri paesi, facendo e programmazione o per Ascolca o per Vigorno o anche per Lento. Dire importante perché a gente erano fuori dall'offerta culturale e ci siamo visti che un piano mica forse a decisione di andare verso altri luoghi di cultura come in Biguia per esempio in Fulili o in Corti per via di un tempo, per via di strade, per via di non so, i prezzi di licenza eccetera eccetera e noi abbiamo vissuto da questa gente qui la possibilità di avere un'offerta culturale, dare a cultura in paese stesso, facendo burro a teli tutti l'inverno, a teli di foto, di teatro, di canto, eccetera, eccetera. Allora, per l'anno a bene c'è un progetto che deve aversi al mese di settembre, ma che non si è mica fatto, di un progetto di ruolo contemporaneo con Letizia Brighi, con lo scopo e di va partecipare a ogni di un paese in giro a un spettacolo, questo spettacolo qui che conta a memoria familiare di una famiglia, dunque, ma in giro a memoria di tutte e ogni di un paese. Et demain, pour notre deuxième étape des Campa Qui à Volpaiola, nous irons au bar du village Lali. Ou à demain donc pour notre deuxième étape des Campa Qui, toujours à Volpaiola. RCFM e Campacui.